Facciamo chiarezza, speriamo in modo definitivo. Il giorno 6 è uscita l'ordinanza 38 della Regione Veneto che prevede la manutenzione del verde, sia in aree pubbliche che in aree private. Quindi dopo questa ordinanza i giardinieri e le attività in generale che fanno questo tipo di lavori possono lavorare tranquillamente perché è stata fatta chiarezza rispetto all'ordinanza precedente, la numero 37 del 3 aprile, che prevedeva solo lavori di urgenza nelle aree verdi. Insomma, se le multe sono arrivate è perché i giardinieri sono stati sorpresi al lavoro nei giorni compresi tra il 3 e il 6 di aprile, praticamente da venerdì a lunedì. E sono tantissime le segnalazioni che abbiamo ricevuto in questi giorni, come il caso del signor Ettore, il nome è di fantasia, preoccupato perché contattato da un amministratore di condominio per eseguire la consueta manutenzione del verde e si è sentito rispondere picche dai vigili urbani che l'uomo aveva opportunamente contattato per sapere di essere nel giusto nell'accettare l'incarico. A seguito del decreto del 25 marzo emergenza Covid-19, i lavoratori del verde che rientrano nel codice Ateco 81.3 sono esclusi dalle categorie di lavoro essenziali. Una decisione che ha causato non pochi mal di pancia per la categoria che assicurava di essere in grado di mantenere le distanze di sicurezza sul luogo di lavoro perché all'aperto. Ad aggravare ulteriormente le cose, ad esempio nel caso del signor Ettore, c'era anche la preoccupazione di perdere l'incarico qualora avesse rifiutato. Un lavoro che di questi tempi vale come l'oro. Lo ribadiamo allora, i giardinieri possono lavorare, così come spiega il comandante della polizia locale Andrea Gallo. L'ordinanza della Regione Veneto è molto chiara, quindi dal giorno 6 giardinieri e aziende possono naturalmente tranquillamente lavorare.